I sindaci potranno sgomberare subito le case abusive che si trovano in aree ad alto rischio prima dell'ordinanza di demolizione. Chi non lo farà sarà rimosso. Sono questi i punti salienti del disegno di legge antiabusivismo approvato ieri in giunta. Il governatore Nello Musumeci chiederà al presidente dell'ARS una corsia preferenziale per far approdare subito in aula la proposta. Abbiamo proposto qui a Palermo la possibilità che il governo centrale istituisca un fondo di rotazione destinato esclusivamente ai sindaci affinché possano attingere quando si trovano nell'ultimo anello della catena, cioè quello di procedere alla demolizione della casa abusiva, o a seguito di una procedura giudiziaria o perché si è definita una procedura amministrativa. Questo è necessario perché altrimenti noi ci ritroviamo di fronte a sindaci lasciati soli, lasciati sovraesposti in una terra che ha qualche problema, che ha qualche difficoltà, in aree alcune volte ad alto tasso di criminalità organizzata, per fortuna sono assai poche in Sicilia, ma dobbiamo far sentire lo Stato, la Regione accanto ai sindaci, quindi istituire o presso il Ministero dell'Interno o presso il Ministero delle Infrastrutture o presso il Ministero dell'Ambiente un fondo speciale o presso la stessa prefettura a cui poter attingere un fondo di rotazione affinché il sindaco non dica non ho soldi, non posso far demolire la casa, mi sembra una necessità ormai non più rinviabile. La Regione siciliana inoltre pagherà le spese per l'ospitalità in albergo dei residenti nelle case abusive o sottoposti a rischio idrogeologico colpite da ordinanza di sgombero, e questo per i primi 60 giorni, per dare il tempo di trovare un altro alloggio dopo l'ordinanza del sindaco. È chiaro che l'anno seguente sarà necessario restituire quanto anticipato. Il DDL approvato ieri sera dalla Giunta regionale trae spunto dalla tragedia di Casteldaccia. Gli uffici della Regione il 5 giugno scorso hanno scritto ai sindaci dell'isola affinché segnalassero la presenza delle case abusive in luoghi particolarmente vulnerabili e quindi a rischio. Su 390 sindaci hanno risposto soltanto una quarantina. Coloro che non hanno risposto hanno avuto 90 giorni di tempo e non lo hanno fatto, e quindi hanno ricevuto un ispettore del Dipartimento Territorio e Ambiente per acquisire tutta la documentazione necessaria. La Regione ha inoltre stanziato 7 milioni di euro per la manutenzione dei principali corsi d'acqua e gli uffici hanno messo a punto un piano per drenarne 80.